Buongiorno, buongiorno Paolo Abramo, responsabile e coordinatore di Struttura Stabile che si occupa delle carte di qualificazione del conducente, tra le altre Buongiorno. cose. Buongiorno a te. Oggi parliamo di un contributo davvero importante che ha varato la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in particolare la Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio, guidata dal dottor Marco Padrini, e il Servizio Motorizzazione Civile a cui fa capo Paolo Abramo, che è diretto dall'ingegner Guglielmo Galasso. Si tratta del contributo per conseguire la carta di qualificazione del conducente che serve ad abilitare l'esercizio della professione di autotrasportatore su strada di merci o di persone. Diciamo che Agenzia Lavoro e Sviluppo Impresa ha potenziato insieme alla Regione le attività di diffusione di questa grande opportunità che viene data ai lavoratori del Friuli Venezia Giulia, perché ce n'è una grande richiesta anche dal mondo imprenditoriale. Sono qualifiche difficili da trovare, sono onerose e quindi diciamo subito che esiste una linea contributiva e Paolo, indicaci subito qual è la scadenza e dove dobbiamo presentare domanda e poi ci racconti meglio di cosa si tratta. Allora, la scadenza è 17 maggio 2021. Entro il 17 maggio gli interessati possono presentare la domanda di contributo. Come si fa per presentare la domanda di contributo? Basta andare sul sito della Regione, dalla home page del sito della Regione www.regione.fvg.it, si viene immessi nelle pagine dove ci sono tutte le notizie relative al contributo, ci sono i moduli da scaricare e anche il bando per capire insomma quali sono le norme che regolano l'erogazione di questo contributo. E quindi insomma è una cosa abbastanza semplice. Poi Fare domanda, Paolo? chi può fare domanda? Può fare domanda. Intanto persone residenti in Friuli Venezia Giulia da almeno 5 anni che abbiano compiuto 18 anni e fino a 55 anni compiuti, che abbiano l'idoneità psicofisica per la guida dei mezzi che andranno a guidare, insomma, perché qui insomma si parla di trasporto di merci, quindi mezzi che si guidano con la patente C, oppure trasporto persone, quindi mezzi che si guidano con la patente D. Il contributo è concesso a persone che sono disoccupate o inoccupate, oppure a persone che hanno lavori occasionali e che quindi hanno un limitato reddito da questi lavori occasionali, o titolari di partita IVA che nei 12 mesi precedenti non abbiano conseguito un reddito superiore a 35.000 euro, reddito professionale netto. Esattamente che cosa andiamo a finanziare quindi? Allora, noi finanziamo il conseguimento della CQC, però anche il conseguimento delle patenti superiori, cioè della patente C o della patente D o di entrambe, ovvero della patente E, che poi consentono di poter conseguire la carta di qualificazione del conducente, la CQC. Per cui tutto il percorso di studi che ci porta a diventare degli autotrasportatori. E sono piuttosto onerosi questi percorsi, per questo motivo la Regione è intervenuta dando un contributo. Di quanto si tratta? Normalmente Allora, quanto si spende e quanto contribuiamo? Mediamente, poi dipende anche da quante patenti si fanno, è un costo abbastanza oneroso. E quindi la Regione ha ritenuto di finanziarlo all'80% all'interno di un massimale di 5.000 euro, cioè uno non riceverà un contributo superiore a 5.000 euro, che però viene graduato in ragione di quelle che sono l'anzianità, ad esempio per i disoccupati, di quella che è l'anzianità di disoccupazione,
oppure per i titolari di partita IVA, più basso è il reddito da partita IVA e maggiore sarà l'importo del contributo, sempre con il massimale di 5.000 euro. Che però, insomma, diciamo che tutti i percorsi di studio vengono finanziati all'80%. Ottimo. Questa è la seconda edizione di questa linea contributiva. E quali sono un po' le procedure, i tempi che prevedi per dare una risposta? Quindi adesso le domande entro il 17 maggio. Allora, le domande devono pervenire assolutamente entro il 17 di maggio del 2021, però i richiedenti hanno tempo fino al 28 febbraio 2022 per presentare la rendicontazione. Per cui c'è tutto il tempo per fare i corsi, per fare gli esami e essere promossi e quindi presentarci la rendicontazione. Grazie mille Paolo, buon lavoro, e poi ci racconterai com'è andata e quanti titoli abbiamo conseguito. Va bene, grazie a voi.